Gli oncologi siciliani si sono dati appuntamento ad Agrigento per presentare le novità diagnostiche e terapeutiche sul carcinoma della mammella. La direzione scientifica del congresso è del dottor Antonino Savarino, primario dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il carcinoma alla mammella, argomenta il direttore scientifico del congresso, è il tumore più frequente della donna. Ogni anno si registrano in Italia 55.000 nuovi casi. Nella provincia di Agrigento più di 300 donne ogni anno si ammalano di questa malattia e molte di queste sono anche relativamente giovani. L'ospedale di Agrigento è oggi un'eccellenza per la gestione del carcinoma mammario, in quanto sede di un centro di oncologia senologica coordinato dal dottore Savarino, in cui opera una squadra di professionisti che quotidianamente si prendono cura delle pazienti con tumore della mammella. L'evento è coordinato dalla società Omnia Congress di Agrigento. Sì, è il solito incontro annuale che noi facciamo per cercare di fare il punto su tutto quanto di nuovo c'è, sia nell'ambito della diagnostica, sia nell'ambito della terapia chirurgica radiante e della terapia oncologica dei tumori della mammella. Mi lasci dire che il tumore della mammella è un argomento estremamente importante e particolarmente sentito all'interno della popolazione medica, proprio perché è un tumore estremamente frequente. Una donna su 8 oggi si ammala di tumore della mammella. In Italia ci sono circa 55.000 nuovi casi all'anno di tumore della mammella e nella nostra provincia ogni anno più di 300 donne ammalano di tumore della mammella. È un tumore che, se diagnosticato precocemente, è guaribile. Ed è guaribile perché? Perché da un lato c'è la diagnosi precoce, ma dall'altro lato ci sono anche terapie innovative che oggi noi abbiamo a disposizione, ma credo che ancora di più è importante avere la consapevolezza che un approccio pluridisciplinare fa la differenza. Cosa voglio dire? Che sicuramente il tumore della mammella, che in realtà non è una singola entità, sono malattie diverse tra di loro, quindi che richiedono un approccio diverso, sia perché biologicamente diverse le malattie, sia perché insistono su persone diverse che possono avere anche malattie concomitanti. Questo tumore alla mammella deve essere gestito, dicevo, non da un singolo specialista, ma da un'equipe di specialisti di branche differenti che sono comunque accomunati tutti dall'avere una particolare expertise nella diagnosi e nella gestione di questo tipo di malattia, di questo tipo di tumore. Questo tipo di organizzazione, che va sotto il termine di Breast Unit, noi l'abbiamo realizzata ad Agrigento e siamo contenti di questo, già identificati dall'assessorato alla salute come centro di riferimento regionale nell'ambito di quella che è la rete regionale dei centri di senologia. Cosa significa questo? Che noi lavoriamo in equipe, discutiamo tutti insieme ogni singolo caso e quindi oggi riusciamo a operare le nostre mammelle all'interno del nostro ospedale, riusciamo a fare diagnosi precoce, riusciamo a fare tutte le terapie più innovative sia da un punto di vista chirurgico, radiante, sia da un punto di vista oncologico medico, sia da un punto di vista delle terapie di supporto che garantiscono l'eccellenza del percorso e del trattamento. Quindi il nostro obiettivo, che stiamo cercando di raggiungere con un numero di persone che vengono trattate sempre più grande, è quello di evitare una migrazione sanitaria, i cosiddetti viaggi della speranza, sia extraprovinciale ma principalmente extraregionale, che tanto fastidio arrecano non solo alla paziente ma anche ai suoi familiari in un periodo peraltro della vita di particolare fragilità legato per l'appunto alla presenza di questa patologia. E allora noi vogliamo in questo convegno, che segue quello che è il format della pluridisciplinarità, mandare sostanzialmente un messaggio alla popolazione. Noi abbiamo creato una struttura organizzativa che è la Breast Unit, che è in grado di gestire tutte le pazienti e anche gli uomini, perché il cancro della mammella esiste anche negli uomini, all'interno del nostro ospedale.
Ritornando al convegno, dicevamo che il format è quello della pluridisciplinarietà, per cui noi avremo una sessione dedicata alla diagnostica e a tutte le novità tecnologiche che ci sono in questo senso, una sessione dedicata alle terapie locoregionali, quindi alla chirurgia ricostruttiva, alla radioterapia, una sessione dedicata all'oncologia medica con tutta una serie di farmaci innovativi che oggi abbiamo a disposizione per curare al meglio i tumori della mammella sia nella fase precoce che nella fase avanzata della malattia, e poi una sessione dedicata anche alla genetica, dove parleremo della biopsia liquida, parleremo del tumore ereditario e parleremo anche di quella che è la chirurgia profilattica, che può essere fatta a quelle donne che sono purtroppo portatrici di un gene mutato, il gene BRCA1 o BRCA2, che le espone ad un alto rischio di sviluppare un tumore alla mammella o un tumore dell'ovaio. Ed infine l'ultima sessione sarà dedicata alle terapie di supporto, sia di supporto fisico delle pazienti che stanno seguendo un trattamento e che quindi devono essere gestite per ridurre al minimo gli effetti collaterali di questo trattamento, per esempio chemioterapico, sia a quello che è il supporto psicologico che deve accompagnare le pazienti in questo percorso di diagnosi e cura, che è un percorso che le rende particolarmente fragili, grazie all'ausilio delle nostre psicologhe. Questo perché noi vogliamo non solo curare, ma prenderci cura delle nostre pazienti. È la malattia più diffusa, sentivo nella sua relazione. Ecco, a tal proposito, che consigli dare? Il consiglio è innanzitutto quello di controllarsi. Controllarsi significa sottoporsi periodicamente a una visita senologica, sottoporsi a partire dai 40 anni alla mammografia e sottoporsi a partire dai 50 anni alla mammografia di screening. Voglio dire, specialmente alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, una età in cui è altissimo il rischio di poter avere un tumore della mammella. Quando arriva a casa l'invito mandato dalla nostra azienda, dalla nostra ASP, per essere sottoposti a mammografia, dobbiamo aderire, perché tante volte mi è capitato di vedere pazienti che non avevano niente, non avevano disturbi, perché sono donne sane, che poi facendo questa mammografia hanno visto tumori piccolissimi o addirittura delle microcalcificazioni che possono essere la spia di un qualcosa che non è ancora un vero tumore, ma un fattore di alto rischio per sviluppare un tumore. Quindi la prevenzione è assolutamente importante come prima cosa, e la seconda cosa, affidarsi per la cura del tumore della mammella alle breast unit, dove non un singolo medico ma un'equipe di specialisti, tutti particolarmente esperti nella gestione del tumore alla mammella, si prende cura della persona malata. Devo dire che si sono fatti passi in avanti. Io mi trovo nell'ASP di Agrigento da ormai 3 anni, ci siamo trovati di fronte a una scarsa adesione da parte della popolazione, mentre oggi ci ritroviamo ad avere delle importanti liste d'attesa che ci hanno imposto chiaramente anche di aumentare il numero di sedute settimanali, e questo è sicuramente un dato incoraggiante, proprio perché anche all'interno della popolazione si è avuta e si è diciamo, verificata questa assoluta adesione, e questo probabilmente anche per il tipo di servizi che riusciamo ad offrire. Ad oggi noi riusciamo non solo ad effettuare interventi classici nell'ambito della chirurgia senologica di tipo demolitivo, ma anche di tipo ricostruttivo, ed in particolar modo secondo quelli che sono i principi dell'oncoplastica ricostruttiva della mammella, che si affida per così dire ai principi della ricostruzione di natura estetica. Quindi devo dire che è vantaggioso poter offrire alla popolazione un servizio che funziona da ormai un anno, cioè da quando ci siamo trasferiti dalla chirurgia di Canicattì al polo del San Giovanni di Dio qui ad Agrigento. Quindi evidentemente è un frutto di un lavoro importante che avete fatto durante questo periodo.
Sì, assolutamente, con non pochi sacrifici devo dire, siamo riusciti, nonostante tutta una serie di problematiche chiaramente di natura burocratica, a costituire l'unità di chirurgia senologica ancora nascente e ancora da istituzionalizzare, che però già si muove all'interno degli spazi della chirurgia vascolare del presidio di Agrigento e fortunatamente grazie anche alla collaborazione del personale infermieristico che ci coadiuva nell'assistenza delle pazienti oncologiche che appunto devono essere sottoposte a trattamento chirurgico. Un congresso importante per fare un po' il punto della situazione, sì da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista divulgativo, perché comunque quello che vogliamo fare passare è appunto il messaggio alla nostra popolazione che di mammella si può fare diagnosi e trattamento ad Agrigento su dei livelli davvero di eccellenza. Infatti anche persone fuori provincia ormai raggiungono la nostra breast unit per fare la diagnosi, per fare degli approfondimenti presso la nostra radiologia e presso la nostra diagnostica senologica legati a mammografie, risonanza magnetica, biopsie, stereotassico, ecoguidate, dopodiché la paziente una volta che viene fatta la diagnosi viene indirizzata nell'ambito della breast unit alle altre figure che lavorano di squadra con noi radiologi, quindi l'oncologo, il chirurgo, l'anatomopatologo, il radioterapista, tutte figure che insieme fanno squadra per dare il miglior servizio possibile ovviamente alla donna affetta da questo gravissimo problema. Ecco, questo lavoro di sinergia e di equipe vi ha portato sicuramente a raggiungere ottimi livelli, ecco, si può dire che ad Agrigento c'è un'ottima struttura e che non bisogna andare fuori. Guardi, mai come nella mammella un lavoro di squadra, di equipe, dove ogni specialista che si occupa di mammella da diversi punti di vista è l'unico modo per garantire un vero servizio di qualità alla paziente. E devo dire che ad Agrigento questo si fa veramente molto bene e essere quasi dedicati ormai, ognuno con le nostre competenze, alla diagnostica senologica e quindi al trattamento del tumore della mammella e garantisce l'eccellenza in assoluto alle nostre pazienti, e questo lo viviamo anche nel riscontro quotidiano. Se all'inizio le pazienti andavano fuori per trattarsi, adesso la migrazione sanitaria per quanto riguarda questo problema è pressoché inesistente, perché è possibile fare diagnosi, è possibile fare diagnosi sempre più precoce. Abbiamo trovato anche tumori di 1 millimetro che magari sono clinicamente silenti ma che dopo qualche tempo avrebbero dato gravi problemi, e quindi si può fare trattamento di qualità anche ad Agrigento.